Uno scontro violentissimo, la piccola utilitaria che finisce fuori strada, quasi completamente distrutta, sull'altra carreggiata, un auto articolato che termina la sua corsa all'interno di un fossato. A terra i segni delle frenate, tutto intorno pezzi di fanali e lamiere dei due mezzi. Sono circa le 14:15 lungo la strada regionale 53 via Circonvallazione Est a Castelfranco Veneto. Un'auto e un camion si scontrano per cause ancora tutte da chiarire. L'impatto fa sbalzare i due veicoli ai lati opposti della strada. Tra le lamiere accartocciate della vettura rimane incastrato un 72enne di nazionalità pakistana ma residente nel Vicentino. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che liberano l'uomo ed il suo è giunto sul luogo della tragedia con l'ambulanza e l'elicottero, ma purtroppo per l'automobilista non c'è più nulla da fare, gli sono fatali le lesioni riportate nello schianto. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi del caso e deviato la circolazione. Le operazioni di soccorso sono proseguite per un paio d'ore.